Scatman's World. Ragazzi, secondo tempo 1-0 per il Monaco, mi ha crashato Fraps, quindi non mi ha registrato il primo gol di Germain su calcio d'angolo, un buon gol, 1-0, scusate ragazzi, ma i vaneggi comendiani continuano. Più che altro ogni tanto Fraps è rimbambito. Mi sono rotto i coglioni di Fraps, voglio comprare la scheda di acquisizione per PC perché è più comoda, non perdo prestazioni, si va molto molto meglio. La casetta, attenzione. Partita un po' noiosa comunque, niente di che. Reveillère per Gomis, bravo portierone. Il comandone perde il contrasto, Fofana, la 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 la. Vai ragazzi, andiamo. Vai di fuga comendiana. Cambia tutto. Sbaglia completamente, recupera Gourcuff. Johan Gourcuff, ex Bordeaux, ex Milan. Lacazette. Molto bene. Cartellino giallo, dai ragazzi, teniamo duro. Entra Turesce, veneziano, mamma mia. Ranieri vaffanculo per 1-0, ma vaffanculo Ranieri, cioè, boh, 5,5 per il comandone, peccato, però buona vittoria. Vediamo, il Paris ha vinto, il Marsiglia ha vinto, va bene, classifica, siamo secondi a 2 punti dal PSG. Questo è il Siviglia in Champions League, decisive, ragazzi, queste sono decisive, siamo senza il falco e vai. Monaco-Sevilla, vai. Ancora contro il Sevilla, ragazzi, siamo abbonati a questa squadra. Vai Comendone, voglio il primo gol in UEFA Champions League. Vai Comendone. Se perdiamo anche questa siamo fuori da tutto, eh. Vai Comendone. Vai, buttala in mezzo. Bravo. Vai Comendone, buttala in mezzo, mamma mia. Peccato. Buon inizio però. Beto, rinvio di Beto. Rakitic, bel numero di Rakitic. Vai portierone, dai, muovite. Attenzione, grande Comendone, Touré Comendone, il Comendone la dà a Touré, ma recupera la difesa del Siviglia. Beto, rinvio di Beto, Negredo. Dai Monaco, siamo in casa, non possiamo fallire anche questa. Anche se chiaramente non siamo ancora super competitivi per la Champions. Fallo sul Comendone, il Comendone si incazza. Poi senza Falcao non gioca mai in Champions, Falcao, boh. Ranieri è proprio deficiente. Vai Comendone, di testa niente da fare. Rivière. Vitolo recupera, Vitolone recupera e se ne va. Vitolo. Il Siviglia vuole vendicarsi dopo la sconfitta in Europa League in semifinale, una semifinale clamorosa. Bravissimi, dai Touré. E il Touré per il Comendone, primo gol in UEFA Champions League del Comendone. Sì, cazzo. Molto molto bene ragazzi. Primo golazzo. Primo gol in Champions League, proprio Medel Puerto. Passa la Touré, bravo Touré. Un bruttissimo fallo, ottima punizione questa. Questa è veramente buona. Dai, adesso dai il super gol. Dai, e c'è il 2-0, grandissimo 2-0 del Monaco.
Moutinho. Grandissimi ragazzi. Grandissimi ragazzi. Israel Puerto. Koke. Dai che il Siviglia è veramente la bestia nera del Siviglia. Il Monaco queste qua per gli sconti diretti. Vai Comendone. Che sbaglio. Vai Rivière. Vai Rivière fuori. 8 tiri, abbiamo dominato questa partita ragazzi. Un dominio totale, Un gran dominio questo. Attenzione Rakitic, non voglio prendere gol assolutamente. Dai che roba nostra, molto bravo. Il Comendone è peccato, Touré per il Comendone, brutto fallo su Touré, ma regola del vantaggio. Il Comendone lancia Moutinho benissimo. Moutinho ancora per il Comenda. Parata del portiere, peccato. E finisce 2-0 per il Monaco. Comendone e Moutinho. E si gode. Molto molto bene. Veneziano 7,5 milioni in campo. Primo milione in campo in Champions League. Vediamo la classifica. Il Bayern Monaco ha vinto chiaramente. Adesso siamo tutti un po' vicini secondo me. Beh, qua il Bayern in fuga 4-3-3. Molto molto bene. Vai Comendone, vai. Bellissimo per Rivière ancora. Buttala in mezzo, Rivière 1-0 Monaco. Grandissimo Monaco. Devo segnare anche io in campionato, però voglio fare più gol. Cautari, Bedimo. Attenzione, fallo. Ha ammonito il Comendone, evviva. Entra in area, questo è bruttino. Gol di Herrera. Gol di Herrera, 1-1. Porca puttana. Vai Comendone. Vai Veneziano, prova il tiro. Parata del portiere. Vai Rivière, spondone obeso, niente da fare. Vai ragazzi, vai Rivière, no. Vai Comendone per Rivière. Ancora Rivière, passaggio sbagliato. Vai Rivière, passa là, tira di Rivière. Che gol di Rivière, mamma mia. 2-1, ancora Rivière. Herrera. Boccalì. Vai, adesso se ne dobbiamo andare, voglio la fuga comendiana adesso. Chiudiamola, buttala. Grandissimo il Comenda 3. No. Che bella per Herrera. Herrera, attenzione, c'è il miracolo del portiere grande. Belanda.
2-2. Pazzesco, pazzesco, Belanda. Ma porca miseria, 2-2. Vedi, mi sono salato quel gol. Christiansen. Dai ragazzi, dai ragazzi. Dio santo. Sta giocando male in campionato il Comendone. Occhio. Dai, 3 di recupero. Bravo Rivière. Crediamoci all'ultimo secondo, all'ultimo respiro. All'ultimo respiro. E Rivière su un coglione. Finita. Ma vaffanculo, va. Muovite. Mo passala in mezzo. Il Comendone prova il tiro. Una merda. Niente, veneziano non c'è proprio in campionato in questo periodo, Finita. È un 2-2 pesante, questo. Speriamo bene. Paris Saint-Germain. Vediamo. Ha pareggiato. Che culo, mamma mia. Ragazzi, fanculo anche Ranieri. 2 partite, tutte e 2 in tribuna. Col Nizza vittoria e col Siviglia vittoria, ma non è possibile. Cioè, faccio una partita del cazzo e paf subito. Non lo so, veramente, lo fa tutte bene, devo fare secondo lui, se altrimenti fuori dalla squadra, vaffanculo, non capisce niente di calcio. Si parte dalla panchina, Ranieri ancora di più. Ragazzi, secondo tempo è entrato il Comendone, finalmente di nuovo la coppia Falcao-Veneziano, 0-0 tra Monaco e OM. Il Comendone deve assolutamente scendere in campionato perché veramente ha segnato in solo 2 partite, una tripletta e un gol alla prima partita, basta. Molto male. Niente da fare. Comunque io parto sempre, sono un diesel ragazzi, parto un'altra stagione un po' così e poi recupero. In nazionale sto facendo merdone, mi hanno convocato ancora per un amichevole contro l'Ecuador. Vai Veneziano, entra in area! Mamma mia, ha sfiorato il gol. Questo è importantissimo contro il Marsiglia ragazzi. Dai che rivaliamo Falcao e Comendone come i vecchi tempi. Bravissimo, no. Attenzione a Malfitano. Oh, c'è Gignac, gol del Marsiglia. Incredibile. Entra il Comendone e gol del Marsiglia, bene. Ragazzi, dopo la stagione meravigliosa dell'anno scorso, si fa fatica adesso. Bravo, niente da fare. Sheru, mi sto incazzando. Ma porca di quella puttana, vaffanculo, va, merdosi. Niente, il Marsiglia qua va a vincere in casa del Monaco. Dopo le grandi vittorie dell'altro anno siamo appagati ormai. Che schifo però, dai, fiori, non c'è più la grinta di un tempo, dai. No, ancora. Barton. Portiere tua, sveglia. Bravissimi. Bravo Comendone per Falcao, mamma che passaggio. Dai Comendone, dalla Falco, dalla. Bravissimo Falco, va bene lo stesso, grande Falcao. Falcao recupera. 1-1. Mamma mia, al 90esimo, grande Falco, grandissimo assist del Comendone. Un po' di culo agli ultimi minuti, pareggio. Vai Comendone. Vabbè dai, un pareggio meglio di una sconfitta. Che sofferenze. Veneziano 6,5, però arriva l'assist, vediamo. Grande assist, grande Comendone. 1-1 il PSG ha vinto. 2 partite in tribuna, cioè sono sconvolto. Siamo fuori dalla Coppa di Francia, grande Ranieri, abbiamo perso 3-1 col PSG contro i secondi. Cioè col PSG mi ha lasciato fuori, io non ci voglio credere ragazzi, una stagione di merda. Cioè, vabbè, non ho parole veramente, siamo indietro adesso.
Ranieri sta rimbambendo in maniera incredibile. Ibrahimovic cazzo non è primo. E neanche il Falco. Come sa, il Falco e il Comendone non giocano? Boh. C'è il Venezuela, no, Ecuador, scusate. Dalla panchina, bene. Sto giocando molto sto video. Secondo tempo, ragazzi, vai Comendone. Purtroppo ho giocato poco in questo periodo, non sto giocando benissimo, comunque 2-0 tranquillo col Venezuela, insomma la squadraccia, Quaretti. Hanno solo Arango e Rincon, insomma un po' decenti. Siamo di fare un altro bel gollazzo nazionale, visto che ci sono sempre comunque tanti esperimenti per Prandelli, Borini, Rossi. Vai Escia. Vai che 2 partite, 2 gol in nazionale finora. Mamma mia che gol! Ragazzi, la nazionale è veramente la mia dimensione. Grande veneziano. Mamma che gol. Sì, il portiere forse non è stato perfetto, però vediamo. Tac, traversa gol. Dopo 1 minuto il Comendone timbra il cartellino con il terzo gol in nazionale in 3 partite. Vuole superare il record di Gigione Riva, Fiori. Bravo Escia. Bravi ragazzi, ottima Italia. Alexander Villafarz. Grandissimo. Ma il Comendone forse un po' lento, invece no. Tira la palla. Ok. E il Comendone 2-0, prima doppietta nazionale. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia ragazzi, che Comendone. Sfracelli in nazionale, ragazzi. Sfracelli in nazionale. Verratti per il Shaarawy. Ma un Comendone spettacolare in nazionale. Quarto gol in 3 partite. Vai. Ragazzi. Sarebbe bello il triplettone con la nazionale. Ah, peccato. Vargas. Grandissima vittoria. E silenzio, il Comendone è tornato. Il Cum è tornato. 7 milionato contro il Sochaux. Siamo un po' dentro del PSG adesso, purtroppo finalmente Falcao veneziano dopo 30 anni ritorna alla coppia titolare. Complimenti Ranieri per le sue prestazioni spettacolari. Vai. E proviamo il tiro della domenica. Crossbar. Contro il Sochaux dovevamo vincere, ragazzi. Il Comendone è gasato dopo la grandissima prestazione in nazionale. Ocho Roger. Conto. Attenzione, c'è il gol del Sochaux. Magaye. Mamma mia che momento in campionato. Mamma mia che momento in campionato. Bravo veneziano. Per Radamel. Buono. Vai veneziano, molto bene. Falcao, bella questa azione. Cubendiana, parata del portiere, ma c'è il gol. 1-1. Bravo. Andiamo subito. Bravi ragazzi, subito 1-1. Carlao. Zuma. Vai il portierone e il portierone, scusate ragazzi. Vai. Vai il Comendone. Prova il tiro il Comendone. E c'è un Eurogol del veneziano che si sblocca in campionato. Mamma mia che gol. Mamma mia che gol ragazzi. Gol di cattiveria purissima. Bam! 2-1. Rimonta completata, gol strepitoso del talento veneziano. Carlao. Dubai.
Vai ancora, vai ancora, vai ancora. Non perde. Quando la perde? Ma attenzione che il Kumenda in fase difensiva, bravissimo Kumendone. E c'è il gol incredibile del Sochaux, ma dov'era il portiere? 2-2. Mamma mia, quest'anno la difesa fa cagare. Oh Dio mio. La porca puttana, che ancora 2-2. Rousselion per Butin, quel cazzo che volete voi. Occhio, no, dai, no, c'è il gol. 3-2. Ragazzi, questa stagione sembra una bella merda. Fuori subito dalla Coppa di Francia. Male in campionato. La Champions League è impossibile, chiaramente. Tiro della disperazione veneziano. Dai Falco, svegliati però. Passala. Vai Kumendone, c'è il 3-3 subito. Grande Falco e grandissimo veneziano, doppietta 3-3. Siamo ancora vivi Beppe. Grande Kumendone, grandissimo. Doppiettona perfetta. Bravo ancora veneziano, mamma che cuore. Vai Touré. No, parata di cross. Ma che palle però. La difesa non va quest'anno. 8 veneziano. Sto giocando così bene. Il PSG ha vinto, adesso i due siamo quinti a 9 punti di svantaggio. Vabbè, anche l'altra aveva fatto una rimonta, però non è mica sempre Natale, però come dicevo. Ragazzi, sono abbastanza incazzato e ho tirato giù veramente tutti i santi e le madonne. Contro il Bayern Monaco, ero in panchina, sono entrato gli ultimi 10 minuti, infortunio rosso. Praticamente ho saltato l'ultima parte della girone d'andata. Cioè io non ho parole ragazzi, ho tagliato il video perché sennò veramente mi bannavano da YouTube perché è venuto giù il mondo. L'unica nota positiva è che siamo passati in Champions League, però ho buttato via mezzo anno, adesso è pericoloso perché forse non posso andare in nessuna squadra. Siamo passati qua miracolosamente, classifica gol Agüero primo, ha vinto Messi il pallone d'oro, il Comendone chiaramente non c'è. Che anno di merda, non ho parole. Guardate in campionato, sesto posto, 8 punti di svantaggio dal PSG. Veramente, veramente dura. Classifica gol, chiaramente siamo indietro, ho 6 gol. Però per fortuna sono tutti un po' là. E niente ragazzi, Veneziano è primo negli assist, secondo negli assist almeno. Adesso siamo a gennaio, abbiamo perso praticamente un mese e mezzo, 5 partite ho saltato per infortunio. Quindi ragazzi, veramente per il primo infortunio comendiano della carriera. Adesso speriamo bene perché se non faccio una seconda parte strepitosa, altro che Milan, Manchester United o Bayern Monaco, se vado torno al Verona, cazzo. E niente ragazzi, sono un po' incazzato perché volevo veramente essere più protagonista dopo un anno come quello dell'anno scorso, volevo fare un anno ancora più devastante, invece un disastro, una prima parte disastrosa tra infortuni e cazzate, l'unica nota positiva è la Champions League e la nazionale dove sto facendo merdone. Raga, un saluto dal commentone veneziano, ciao, PS Ranieri di merda! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.